Il mercato del lavoro, il contributo dei lavoratori stranieri, la formazione e la necessità di soluzioni abitative per favorire un nuovo modello territoriale di integrazione del Veneto orientale. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro Dai Passi alla Rete, iniziativa promossa da App Industria Servizi in collaborazione con Confapi Venezia, all'interno della Casa delle Associazioni Gino Strada a San Donà di Piave. Il progetto, finanziato dalla Regione del Veneto grazie al Fondo Sociale Europeo, ha promosso un tavolo di lavoro utile a fare il punto della situazione nei confronti di una tematica non più rinviabile. Il capitale umano è uno dei driver principali dell'attività d'impresa, ma anche della società più in generale, e quindi noi oggi, parlando di accoglienza e integrazione, parliamo proprio di questo, in un contesto di mancanza importante di manodopera, ma anche in un contesto in cui l'Istat in questi giorni certifica che il nostro rapporto deficit-PIL è al 3,1 e quindi il nostro paese è un paese che cresce troppo poco. Tutto questo possiamo superarlo e affrontarlo soltanto valorizzando le persone, i lavoratori e tutti i nostri collaboratori. Accanto alla richiesta di lavoro e di manodopera preparata, la risposta è: noi ve la diamo ma voi vi formate. E in tutto questo i territori diventano il luogo dove accadono queste cose, ed ecco che in Europa oggi ci stiamo interrogando molto sull'housing. Housing è il termine di trovare una residenza, una casa, e da assessore al lavoro del Veneto e oggi da eurodeputato cerco di mettere insieme i fattori, cioè dare casa quando c'è anche un posto di lavoro. Bisogna cercare di non ghettizzare le realtà straniere che vengono in Italia, quindi non tanto una società multiculturale quanto una società integrata. Questo è il nostro obiettivo.